Proverbi, capitolo 3, versetti da 1 a 26. Proverbi, capitolo 3, versetti da 1 a 26. Gloria a Dio. Proverbi, capitolo 3, versetti da 1 a 26. Inizio la lettura, se l'avete trovato, se no aspetto, se non volete seguire sul monitor. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Amen. Amen. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nell'Eterno con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi l'Eterno e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ripieni di abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la correzione dell'Eterno e non ti ripugni la sua riprensione, perché l'Eterno riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che essa procura è preferibile a quello dell'argento e il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino. Essa è più pregiata delle perle, quanto hai di più prezioso non la equivale. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per quelli che l'afferrano e quelli che la tengono stretta sono beati. Con la sapienza l'Eterno fondò la terra, con l'intelligenza rese stabili i cieli. Per la sua scienza gli abissi furono aperti e le nuvole stillano la rugiada. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conserva la saggezza e la riflessione. Esse saranno la vita della tua anima e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura, riposerai e il sonno tuo sarà dolce. Non temerai gli spaventi improvvisi né la rovina degli empi quando verrà, perché l'Eterno sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Gloria al nome del Signore. In poche parole, se potessi dare un titolo a questa breve meditazione, direi confidare in Dio e non in noi. Amen. 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 Questo brano che abbiamo letto offre preziosi consigli sulla sapienza divina, esortando a confidare in Dio e non nel proprio discernimento, e a vivere con umiltà e integrità. Amen. Amen.
Sapete, si può essere saggi e intelligenti, e questo è l'optimum, no? Ma si può essere intelligenti e non saggi. Non per forza l'uomo intelligente, e ce ne sono tanti di intelligenti, sono anche saggi. Dio ci dia grazia di sperimentare entrambe, sia l'intelligenza e sia la sapienza. I benefici della saggezza sono pace, salute e sicurezza. E viene definita come superiore alle ricchezze materiali, vero? Abbiamo letto, avere saggezza è meglio essere ricchi. Alleluia. Il centro del messaggio quindi è il timore di Dio come fondamento per una vita benedetta e una vita anche protetta, cioè vivere al sicuro, sentirsi al sicuro. Vediamo qualche punto. Invito alla fiducia totale, versetti da 1 a 12. In questi versi viene sottolineata l'importanza di non confidare nel proprio discernimento, ma di riconoscere il Signore in tutte le vie. Abbiamo letto: confida nell'Eterno con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Amen. È un prezioso consiglio. Dobbiamo avere fiducia nel Signore, confidare, vuol dire avere piena fiducia, appoggiarsi totalmente. E questo vogliamo imparare a fare, affidarci completamente nel Signore e non su noi stessi, sulla propria capacità di discernere, di capire ciò che è male e ciò che è giusto. Perché tante volte scambiamo il male per il bene, noi, vero? E il bene per male. Invece dobbiamo essere capaci di discernere ciò che è male, e ciò che è bene, ciò che viene da Dio e ciò che non viene da Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. Perché dico questo? Accennavo prima, no? Nella scuola domenicale, questi evangelici americani. Bisogna discernere, ma sono evangelici. Io capisco che non è credente al di fuori, non ha discernimento, ma noi credenti dobbiamo discernere. Amen. Ma stanno facendo una cosa giusta, una cosa biblica, o questi si sentono evangelici, dicono di essere evangelici. Purtroppo dicono di essere evangelici, ma pregare per un uomo che manda a morire delle persone non è biblico. Non uccidere, quel comandamento vale? Amen. Noi siamo per la pace. Gloria al nome del Signore. Dobbiamo essere capaci di discernere ciò che viene da Dio e ciò che non viene da Dio. A volte, per sentirci troppo buoni, raggruppiamo tante realtà come se fossero uguali alla nostra esperienza evangelica di fede. Fratelli, così non è, purtroppo. A malincuore non è così. Chi va oltre e non predica ciò che è scritto, chi non si attiene alla parola di Dio, non può essere uguale. Amen. Amen. Dio ci aiuti a continuare a predicare tutto l'Evangelo, tutta la parola di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse. Amen. Amen. E a non togliere nessuna parte o a modificare parti della parola, perché è scritto: guai a chi toglie e guai a chi giunge. Amen. La parola di Dio va bene così com'è. Amen, cari Amen. Signore. Amen.
Dio ci aiuti ad avere saggezza, a discernere ciò che ascoltiamo. Amen. A rispondere con l'amen se è conforme a ciò che è biblico e quello che lo Spirito Santo mi fa sentire. Amen. È secondo lo Spirito. Io dico amen, così sia. Approvo. Amen. Ma se non è, non dire amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Dobbiamo riconoscere il Signore in tutte le nostre vie. Riconosci il Signore in tutte le tue vie, quello che stai facendo. In quello che stai facendo, nella tua scelta, senti l'approvazione del Signore. Senti la presenza del Signore che ti sta guidando. Se non è così, cambia scelta. Se non è così, non ti senti approvato, cambia scelta. Abbi l'umiltà di dire: Signore, qual è la tua volontà per la mia vita? Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Anche avere saggezza include anche la gestione dei nostri beni. Bisogna gestire bene quello che abbiamo, onorando Dio anche, come è scritto, con le primizie e accettando la correzione come un atto d'amore paterno. Amen. Non essere avido. Quello che hai è grazie a Dio. Amen. Amen. Quello che non hai è grazie a Dio. Se ce l'hai, grazie a Dio. Se non ce l'hai, Dio ti provvederà. Ma riconosci che tutto viene dalla sua mano. Quindi dobbiamo dare la parte che spetta a Dio. Alleluia. Non diamo solo l'offerta come elemosina. Perdonate, l'offerta non è elemosina a Dio. Dio non ha bisogno di elemosina. A Dio appartiene tutto. Amen. 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 L'offerta è un'offerta secondo le disponibilità. Amen. La promessa qual è? Che non ti mancherà nulla. Questa è la saggezza. Mettere in pratica quello che Dio ti dice e ti insegna. Amen. Versetti da 13 a 20 esprimono questi versi il valore inestimabile della sapienza. La sapienza viene descritta come più preziosa dell'argento, amen, dell'oro, amen, delle perle preziose. Gloria a Dio. E si identifica come strumento con cui Dio stesso ha fondato la terra, la sapienza. Come ha fondato Dio la terra? Con la sua sapienza, con la sua intelligenza. Alleluia. Vedete come le leggi fisiche, come Dio ha stabilito ogni cosa, la gravità, tutto il resto, il peso specifico, tutto quello che abbiamo studiato a scuola, no? Tutto ha una relazione, tutto stabilito in un modo sapiente, perfetto, fatto con intelligenza. Alleluia, Dio è sapiente. Possiamo dire amen? Amen. Amen. Nei versi 13 a 20 la sapienza viene paragonata come un albero di vita. Essa è l'albero di vita. Ai versetti 21 da 21 a 26 si parla di sicurezza e pace nel Signore. Chi segue la sapienza divina camminerà sicuro e non inciamperà. C'è la promessa di un riposo dolce, libero dalla paura, perché il Signore sarà la vera sicurezza del credente, del giusto, di chi fa la sua volontà. Amen? Pensate voi, un credente che ha sempre paura. Ne avete conosciuti? Io tanti.
Ma tante volte che mi racconta le sue paure qualcuno, ma benedetto Dio, ma ci credi nel Signore? Parlo con uno che crede in Dio o che non crede in Dio. Hai paura di tutto, hai paura di quello, dell'altro, la guerra, la medicina, la cura sbagliata, non uscire di casa. Ma il credente ha fiducia in Dio. Amen. In un modo sapiente. Amen. Amen. Onora la sua parola, è consapevole di chi l'ha chiamato. Amen. E si comporta come tale. Il credente dice: Dio avrà cura di me. Amen. Dio mi proteggerà. Amen. Amen. Il credente prega e si rivolge a Dio. Amen. Amen. Proteggimi, Signore, sto andando in un posto pericoloso. Proteggimi. Amen. Accampa i tuoi angeli, Signore. Se no non usciremo mai di casa. Molti vivono nell'insonnia, le paure, la notte emergono. Vado al medico, prenda questo, ma non mi fa niente, dottore, e prenda quest'altro, ma non mi fa niente, dottore, e cambiamo la medicina, e fegato poi. Fratello, dobbiamo avere fiducia nel Signore. Amen. Amen. Alleluia. Questo passo ci invita ad un abbandono totale nelle mani del Signore. E così facendo riceviamo benefici, sia materiali che spirituali. Ma soprattutto riceviamo una profonda pace interiore e una protezione spirituale. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Sapete chi ha scritto questo libro dei Proverbi? Salomone. Sapete chi è Salomone? Figlio di Davide. L'uomo più bello, più... Sapete cosa ha chiesto Sapienza. a Dio Sapienza. quando ha ricevuto in eredità il regno? Non gli ha chiesto né ricchezze né onori, non gli ha chiesto una cosa: Signore, dammi sapienza. Amen. Dammi sapienza e intelligenza, affinché io possa condurre il tuo popolo, possa governare il tuo popolo, non il mio popolo, ma il tuo popolo. Leggiamo Seconda Cronache, capitolo 1, versetto 10. Insomma, la preghiera che Salomone eleva a Dio è questa: dammi dunque saggezza e intelligenza, affinché io sappia come comportarmi di fronte a questo popolo. Poiché chi potrebbe mai amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Amen? Amen. Alleluia. Signore, dammi saggezza. E il Signore concesse saggezza. E gli disse: siccome non mi hai chiesto ricchezze, onori, potenza, tutto quello che qualunque altro poteva chiedermi, sappi che insieme alla saggezza e all'intelligenza ti darò anche ricchezze, tutto quello, prosperità. E difatti fu un re ammirato non solo dal suo popolo, ma anche da tutte le altre nazioni. Molti andavano in visita nel regno di Israele per capire il segreto di quest'uomo, di questo re saggio, che amministrava la giustizia in un modo divino. Perché chiese a Dio sapienza. Gloria a Dio. Chiediamo al Signore sapienza. Amen. Anche per le cose semplici. Hai un lavoro nuovo? Dammi sapienza per questo nuovo lavoro, perché lo svolga nel migliore modo possibile. Amen. Ti è stato dato un compito, Signore, dammi sapienza che possa fare le scelte giuste. Amen. Gloria al Signore. Tutti noi abbiamo bisogno della saggezza divina per gestire il nostro ruolo nella società anche. Siete d'accordo?
Amen. E anche nel compito di servire il Signore in tutto ciò che ci è dato da fare. Anche per essere semplicemente testimone della svariata grazia di Dio. Amen. Poi quando c'è un compito particolare, Signore, ti prego, dammi saggezza. Presiedere una chiesa, grande o piccola che sia, sempre delle anime, vero? Fa che dalla mia bocca esca sempre la tua parola, Signore. Amen. Questo ho chiesto, Signore. Che non metta mai nulla di mio, Signore. Fammi accorgere se sbaglio. Ma usami per l'edificazione di quelli che tu mi affidi, Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Ora, la vera saggezza viene da Dio. E c'è un passo in Giacomo capitolo 1 versetto 5 che vogliamo leggere per concludere, vogliamo farlo nostro e vogliamo, come dire, dopo, tutti insieme, rivolgerci al Signore e chiedere la stessa cosa. Giacomo capitolo 1 versetto 5, Giacomo dice così: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente. Amen. Senza rinfacciare. E gli sarà data. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Ecco il segreto della vera prosperità. Ricevere saggezza da parte di Dio. Svolgere bene il tuo ruolo nella società. Perché se Dio ci ammette nella società e ci ha messo nella società, è perché dobbiamo fare la differenza. Amen. 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 Gloria a Dio. Vogliamo insieme chiedere al Signore sapienza. Amen. Fammi saggio, Signore. Fammi scegliere le cose giuste, le cose che appartengono a te. Fammi fare la tua volontà, Signore. Questo è il credente che ama Dio con tutto il cuore. Amen. Amen. Non si appoggia su se stesso. Ma io ho frequentato l'università, sono laureato, 110 e lode. Sì, ma questa parola vale anche per te. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. Confida in Dio. Amen. Chiedi al Signore saggezza, il tuo 110 varrà come 520. E lode. Amen. 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 Gloria al nome del Signore. Io dico sempre una cosa. Dopo aver letto, meditato, Signore, aiutami. Amen. Amen. Aiutaci, Signore. È d'accordo? Amen. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Dio. Alleluia.